Venezia si conferma ancora una volta set ideale delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, come testimoniano le riprese del nuovo film del premio Oscar Kenneth Branagh, che torna a vestire i panni di Hercule Poirot in Laguna. Una produzione che ha avuto l'appoggio logistico della Veneto Film Commission, contattata dalla 20th Century Fox già questo aprile, come ricorda il direttore Jacopo Chessa. Due call, una delle quali con Kenneth Branagh, che appunto cercava delle location ideali per questo film su Venezia, per cui abbiamo appunto fatto un programma di luoghi che calzassero con le aspettative della produzione. Dalle prime riprese dei fratelli Lumière, già all'atto di nascita del cinema nel 1896, Venezia continua ad esercitare un'attrazione irresistibile verso le macchine da presa, che soprattutto con le grandi produzioni internazionali si traduce in un robusto ritorno d'immagine e non solo. Significa ricaduta occupazionale sul territorio e poi grandissima promozione. Se pensate che questo film è un Poirot per cui non esistono dei romanzi di Poirot che si svolgono a Venezia, è una forzatura di Kenneth Branagh, a cui piaceva l'idea di tornare a girare a Venezia. Dagli spot pubblicitari alle serie televisive, il Veneto è scelto spesso come set, un'attività che oltre al suo significato artistico, per quanto riguarda opere d'autore come quella in lavorazione in questi giorni, si traduce anche in economia. Per quanto riguarda le produzioni, diciamo in cui la regione è più direttamente coinvolta, ovvero sostenute anche con un fondo regionale, abbiamo tutte le cifre e ti posso dire che per ogni euro investito, ogni euro pubblico investito, ne vengono spesi circa 5 sul territorio.